Continuiamo la nostra rassegna di bellezza qui a Miss Topolini. Vi presento subito l'aspirante Miss numero 22 dal nome Anna Maria Cortiglia. Anna Maria ha degli occhi davvero bellissimi. Si ricorda un po' il mare delle Maldive, delle Bahamas. In realtà tu non sei di quelle parti là, però vieni da un posto stupendo, perché anche voi avete un mare bellissimo, giusto? Grazie. Allora Anna Maria, io voglio sapere un po' di cose di te. Innanzitutto quanti anni hai, cosa fai nella vita? 16. 16 anni, cosa fai nella vita? Studi? No, io lavoro come cassiere in un supermercato. Ah, ho capito, quindi già ti sei cimentata nel mondo del lavoro, va bene, allora ti trovi bene? Sì, sì. Hai un sogno nel cassetto, un qualcosa che ogni volta che apri il cassetto lo vedi e lì, pronto? Innanzitutto mi piacerebbe fare la parrucchiera estetista. Poi non lo so, un domani. Quel che viene viene. Come dice San Gennaro, scrive una bella viene. Vabbè, lei è una ragazza molto simpatica. Tra l'altro colgo l'occasione anche per salutare tutto il pubblico di Napoli, che è un pubblico straordinario, davvero. Okay. Anche da parte tua. Benissimo, allora tu sei accompagnata insomma da un po' di persone che tifano, ti controllano a vista. Mia mamma, le mie amiche, sta pure mia mamma là. Ho capito, bene, allora senti, in bocca al lupo. Grazie. Adesso ho per te l'opportunità di guardare la telecamera, perché il pubblico di Miss Topolini è davvero molto numeroso, lo sai, vero? Quindi puoi dare un bacino oppure puoi salutare chi vuoi. Okay. Saluta a tutti, anche mio padre che non c'è più. Va bene, in bocca al lupo allora, grazie mille. The one we've got is gold. We're shining bright and I want